Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno. Se tu hai portato la parola di Dio, ti invito ad aprire la tua Bibbia nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetto 11. Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 11. Dice così la parola di Dio: se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Allora l'Apostolo Paolo qua stava rivendicando, no? Stava raccogliendo una colletta, una raccolta soldi per i poveri di Gerusalemme. Okay? Lui doveva tornare a Gerusalemme e stava dicendo a Corinto: cari miei, io ho seminato beni spirituali, ma non è questo il senso di quello che volevo dire. Vorrei proprio puntare l'obiettivo su questa espressione che usa l'Apostolo Paolo: beni spirituali. Beni spirituali. Qual è il tuo bene spirituale? Quando io penso ai beni materiali, penso alla mia casa, penso alla mia macchina, penso al mio conto in banca, no? E il Signore ci dice: tu hai anche dei beni spirituali da amministrare. Il bene è qualcosa che ti appartiene, no? E noi abbiamo un sacco di cose che ci appartengono. Cristo ci appartiene, la nostra Chiesa ci appartiene, il nostro Signore ci appartiene, la nostra preghiera ci appartiene, la parola di Dio ci appartiene. Sono tutti beni che noi dobbiamo amministrare per la volontà di Dio e per il nostro bene. Alzi la mano chi è che non cura la propria casa qua. C'è qualcuno che non cura la propria casa? Tu hai un bene da amministrare, tu ne hai ben cura. E la stessa domanda che ti voglio fare per i beni spirituali stamattina è: tu hai cura dei tuoi beni spirituali, quello che Dio ti ha dato da amministrare? Io vorrei cominciare con questo spirito, no? Facendo un'analisi della nostra vita, sapendo che il nostro Signore ci ha dato tante benedizioni, tanti beni, ma che noi dobbiamo averne cura. Ok? Io ti invito ad alzarti stamattina e a pregare il Signore, che il Signore possa farci vedere questa mattina, per la sua gloria, le ricchezze che Lui ci ha dato nel mondo spirituale. È un mondo invisibile, ma molto più reale di tante cose che noi amministriamo. Ti do una brutta notizia: la tua macchina prima o poi morirà. La tua casa fra 100 anni non ci sarà forse più, ma i tuoi beni spirituali sono per l'eternità. Ed è quello che io devo curare, ed è quello che io devo avere passione. Non ti sto chiedendo se tu stai pregando, stai leggendo la parola o andando al culto, ti sto chiedendo una cosa e una cosa sola: tu hai passione per i tuoi beni spirituali? Posso dirti una cosa: dopo 30 anni di conversione, quando io apro la parola di Dio, ancora sento fame. Dico: Signore, voglio imparare, voglio avere un rapporto più profondo con te. È questo che il Signore vuole. Io non voglio arrivare alla fine della mia vita sentendo quelle parole che il Signore Gesù ha detto alla prima chiesa, che è la chiesa di Efeso, che tu trovi là in Apocalisse. Il Signore Gesù ha detto: io so che tu hai fatto tante cose, hai sopportato quelli che predicano male la parola di Dio, e le tue opere di oggi sono maggiori di quelle di prima, ma ho una cosa contro di te, che tu hai perduto il tuo primo amore. Chi è che è stato innamorato qua? Alzi la mano, almeno una volta. Ti ricordi quando tu guardavi il tuo innamorato
o la tua innamorata e c'era solo quello. È vero o no? Il tuo cuore palpitava. Tu pensi che Dio voglia di meno? Ogni giorno della sua vita, della tua vita, Lui ti dice: tu hai ancora il primo amore, brillano ancora i tuoi occhi quando tu ascolti la parola di Dio, preghi, vai in chiesa, hai questo spirito di adorazione. Siamo qua per adorare, sì o no? Amen, chiesa? Amen. Sei pronto per adorare? Prima preghiamo però, ok? Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo, Padre, di essere qua ancora una volta. Il nostro culto domenicale è il risultato di tutto quello che noi abbiamo vissuto durante la nostra settimana. Ogni giorno è un giorno speciale perché noi ci alziamo e abbiamo Te come nostro Signore. Io non voglio dimenticare, Signore, quello che Tu mi hai detto durante tutta la mia settimana, e voglio arrivare qua dicendo, Signore, che Tu mi vieni incontro con benedizioni eccellenti. Signore, grazie per il Tuo popolo riunito qua, che ha avuto esperienza con Te questa settimana. E io ti chiedo che questa esperienza possa fare del frutto stamattina e che ciascuno di noi possa veramente, Signore, adorare Te, Signore, con tutto il cuore, perché Tu meriti la nostra lode, la nostra adorazione, tutto noi stessi con il nostro cuore. Grazie, Padre, per poter essere qua. E io ti chiedo tutto questo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Sei pronto per adorare? Amen, Chiesa. Amen. Adoriamo il Signore. Tu sei santo, sei
prima canzone si chiama Nei tuoi sogni. Dice così: prima che io possa pensare, tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Se noi crediamo che Dio ci ha creato, se noi crediamo che Dio è il nostro unico Dio, se noi sappiamo quindi che Lui conosce ogni parte della nostra anima, del nostro corpo, ogni piccolo capello Lui sa, Lui li ha contati, perché noi non chiediamo a Lui di toglierci tutti i nostri peccati, di toglierci tutte le nostre preoccupazioni? Perché se noi crediamo che Lui è il nostro Dio, noi non diamo la nostra vita completamente al Signore. Vi invito a fare questo mentre cantiamo questa canzone, che noi possiamo lasciare tutti i nostri pesi davanti al Padre. Amen.
Grazie per questa opportunità, Signore, di lodarti anche questa domenica. Grazie perché siamo riuniti qui, Signore. Grazie anche per le persone che ci stanno guardando da casa, Signore. Che ognuno di noi possa ricevere la tua parola, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Sì, solo tu conosci il mio cuore. Sei pronto a farti scavare nel cuore dal Signore? Forse troveremo delle brutte sorprese. Meno male che solo il Signore conosce il cuore dell'uomo, no? Tu prova a immaginare con una chiavetta USB, no? Di registrare tutti i pensieri da quando sei nato fino ad oggi e poi inserirli nel computer della Chiesa e fare vedere il film di quello che hai pensato e fatto durante tutta la tua vita. Io sono sicuro che nessuno di noi si ripresenterebbe qua. Sei d'accordo con me? Sì, è proprio così. Ed è interessante che noi guardiamo l'aspetto esteriore degli esseri umani, ma il Signore conosce il nostro cuore. E ci sono delle cose straordinarie nel cuore dell'essere umano perché noi siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio, ma la parola di Dio dice altrettanto che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno e là non c'è nessun bene. L'Apostolo Paolo ha detto: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non c'è nessun. Sì. Oggi noi vedremo la storia. Sapete che abbiamo cominciato questo percorso discepolare, ossia abbiamo preso ad esempio per alcuni mesi degli uomini della Bibbia, registrata la loro storia nella Bibbia, che ci parlano proprio di come loro hanno affrontato la vita, le cose buone e anche le cose cattive. E veramente, come dicevo all'inizio, la parola di Dio mi sorprende sempre, ok? Perché uomini, per esempio, di cui io sempre ho predicato di cose negative, ho scoperto che avevano anche delle cose positive. E uomini, grandi uomini di Dio, che pensavo avessero solo cose positive, invece hanno anche delle cose negative. Perché? Perché la Bibbia non nasconde nulla. La cosa importante è che noi dobbiamo identificarci con queste persone, imparare da loro per non commettere gli stessi sbagli. Ok? Preghiamo che il Signore ci possa parlare stamattina. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché, Signore, nella tua presenza tante ombre spariscono. Quando noi veniamo al culto, quando noi partecipiamo di un incontro di preghiera, quando noi partecipiamo a uno studio biblico, Signore, tu sondi il nostro cuore, tu sai di cosa ha bisogno la nostra anima. Ed è per questo che stamattina ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa toccare nei punti, Signore, dove tu sai che là c'è un dolore, c'è una sofferenza, c'è una ferita aperta e che tu possa farci crescere nelle tue vie. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Purtroppo non si vede molto bene, ma Esaù, l'uomo che ha venduto Dio per un piatto di minestra, ok? Pastore, ma cosa stai dicendo? È proprio così. E tu vedrai come noi ci identificheremo in quest'uomo, no? Tutte le volte che noi diciamo no a certe cose che il Signore ci dice, ci chiede di fare. Allora, entriamo un pochino nella storia. Là, alcuni millenni fa, in una piccola tenda, perché a quel tempo non c'era ancora formato il popolo di Israele, c'era questa famiglia formata da Isacco e da Rebecca, che Rebecca era una donna sterile. La parola di Dio dice che a un certo punto Isacco ha pregato perché sua moglie potesse rimanere incinta
e sua moglie rimane incinta. Isacco aveva 60 anni a quel tempo, e la parola di Dio dice in quel testo biblico che due gemelli cominciano a formarsi nel ventre di Rebecca, ok? Uno sarebbe stato chiamato Esaù e l'altro Giacobbe, con due caratteri completamente diversi gli uni dagli altri. Il nome Giacobbe, no, che era il fratello di Esaù, significa il soppiantatore o l'ingannatore, ok? Perché? Perché lui durante tutta la sua vita veramente questo rappresentava il suo carattere. Voi sapete che i nomi ebraici non erano dati per caso, ossia quando erano dati è perché c'era una componente di identità personale di quella persona, no? Ossia Giacobbe ha veramente ingannato un po' tutti quelli che si trovavano sul suo cammino, e l'altro che si chiamava Esaù, ossia rosso perché è nato completamente ricoperto di peli rossi, no? Ma anche per un altro motivo, perché lui a un certo punto, e vedremo adesso nella storia, che lui per una minestra di lenticchie rosse ha venduto la sua primogenitura. Allora, due persone completamente diverse. La parola di Dio dice che Giacobbe era un uomo tranquillo che abitava nelle tende, mentre Esaù era un cacciatore, una persona che si guadagnava la vita fuori nel mondo, andava a cacciare, andava a combattere, insomma era un uomo secondo i parametri di un culturista, ok? Probabilmente era anche una persona di una certa stazza fisica. E un giorno, quando erano grandi, finalmente Giacobbe cucinava nella tenda, e Esaù era fuori nei campi a guadagnarsi il suo cibo. E a un certo punto Esaù rientra nella tenda, ha una fame terribile perché probabilmente era stato fuori tutto il giorno, e ha detto: io ho fame, ho talmente fame che non riesco più a contenermi, e mio fratello sta cucinando una minestra ma non ho niente da dargli. Ha idea, ho la mia primogenitura da dare. Voi sapete che cos'è la primogenitura nella cultura ebraica? Era un privilegio spirituale, non soltanto materiale e monetario, ma un privilegio spirituale. Era la conquista di stare più vicini a Dio, ossia la conquista di stare talmente vicini a Dio che quando il patriarca sarebbe morto, il primogenito avrebbe preso il suo posto, avrebbe guidato tutta la famiglia o tutta la tribù. E Giacobbe era lì che cucinava. Esaù entra e dice: che cosa mi serve la mia primogenitura? È l'unica cosa che ho da dare, è l'unica cosa che ho da vendere, io la venderò a mio fratello per questo piatto di minestra. State entrando nella logica. Ossia, io lascio da parte i miei beni spirituali e mi occupo di un bisogno impellente che io ho oggi. Signore, io ho bisogno oggi di un lavoro. Signore, ho bisogno oggi sarò schietto, ok? Sarà molto diretto, specialmente con i giovani. Signore, se io non ho rapporti sessuali prima del matrimonio, muoio. Se io non arrivo al mio budget mensile, muoio. E per fare questo, per guadagnare quello che tu pensi che sia il bisogno primario, che cosa fai? Lasci da parte i tuoi beni spirituali e vendi la tua primogenitura. E Esaù ha detto: a che cosa mi serve questa? Pastore, a che cosa mi serve partecipare tutte le settimane agli studi biblici? Pastore, che cosa serve partecipare agli incontri di preghiera e ai culti e alla riunione dei giovani e alla preghiera delle donne? Che cosa serve? Perché Dio ti ha dato una primogenitura che se tu cacci via diventerai povero per tutta la vita. In quella piccola tenda si stava decidendo il destino di due popoli, voi sapete. Ossia, adesso ti dirò una cosa interessante. Giacobbe aveva capito che la primogenitura era una cosa importante, ci è arrivato in un modo diverso da come Dio aveva pensato, ok? Ha ingannato, ma lui aveva capito che la sua primogenitura era importante, la primogenitura di Esaù. Esaù l'aveva disprezzata e l'aveva venduta, ok? E sapete una cosa interessante? Che Giacobbe ha preso la parte giusta, perché da Giacobbe è nato Israele. E Israele è diventato il popolo più potente, più forte di tutto il mondo. Oggi, fino ad oggi, una scelta che è stata fatta più di 3000 anni fa,
anzi circa 4.000 anni fa, in una tenda, quando una persona ha detto questo è il bene più importante che io ho e l'altra ha detto no, questo non è il bene più importante che io ho. Sai cosa è successo a Esaù? Che Esaù ha dato origine a una stirpe che si chiama la stirpe degli Edomiti. E gli Edomiti sono stati una spina nel fianco costante del popolo di Israele. Sapete chi era quel popolo che ha cercato di impedire a Israele di entrare nella terra promessa? Gli Edomiti. Sapete chi è che ha gioito quando Israele è stata conquistata dal re Nabucodonosor? Gli Edomiti. Sapete chi è che ha cercato di sterminare il popolo di Israele al tempo di Ester? Una persona che discendeva dalla stirpe edomita. Sapete chi è che ha cercato di uccidere i bambini quando Gesù è nato? Anzi, li ha uccisi. Che ha cercato di uccidere il Messia quando è nato? Un re che si chiamava Erode, che era di discendenza edomita. Pastore, perché devo prendere la mia primogenitura e ritenerla più importante cosa su questa terra? Te lo posso dire apertamente. Perché le prossime generazioni saranno influenzate dalla tua vita. Esaù ha fatto una scelta: io voglio le cose oggi e non mi interessa niente dei beni spirituali, e lui ha fatto un danno terribile nella sua generazione e negli altri popoli perché non ha preso in considerazione il fatto che la cosa più importante su questa terra è avere un rapporto personale con Dio. Quante volte noi buttiamo via la nostra primogenitura dando priorità a cose di questo mondo che non c'entrano assolutamente niente. A volte, sai, anche a me come essere umano mi viene da ragionare e dire dove sta andando il mondo, no? Ti sei reso conto che il mondo sembra che impazzisca? È vero o no? Sei d'accordo con me che ogni giorno peggiora? Sì o no? E a volte io dico, Signore, ma il mondo... Sai cosa mi ha detto il Signore questa settimana? Te lo passo così come il Signore mi ha detto. Ma la mia Chiesa... dov'è? Ti lascio un po' di silenzio per meditare. La mia Chiesa dov'è? Perché io ho imparato un principio spirituale, cari miei, che ve lo passo stamattina, che è: quando c'è un vuoto, qualcuno lo riempie. Sai perché il mondo sta andando così? Perché la Chiesa non riempie questo vuoto. Non riempie questo vuoto. Dov'è la Chiesa, fratelli, che esce fuori nel mondo e comincia a predicare la parola di Dio dicendo che siamo nel peccato e che meritiamo l'inferno? Tu prova a dire nel tuo posto di lavoro o con i tuoi colleghi o con i tuoi amici: tu vai all'inferno se non credi nel Signore Gesù. Prova. Ma noi abbiamo il coraggio di dichiarare queste cose al mondo? Abbiamo il coraggio, sì o no? Oggi la parola peccato è passata di moda. Anzi, se tu vai a vedere le etichette dei profumi, è diventata un privilegio, no? Arrogance. È vero o no? Egoist. Gente, se sei arrogante, se sei egoista, è un privilegio, perché il mondo pensa così. Realizza te stesso. Pensa a te stesso, porta a termine i tuoi progetti, ma noi dobbiamo dire: caro mio, Dio ha delle esigenze e Lui parte dalla Chiesa. Dio ha delle esigenze nella tua vita, Dio ha delle esigenze nella mia vita, e se io non mantengo un rapporto personale con Dio, il mio rapporto personale con Dio, il tuo rapporto personale con Dio muore, e noi facciamo come ha fatto Esaù, che ha venduto la sua primogenitura e si è trovato terribili conseguenze nelle mani per tutta la sua vita e per la vita delle generazioni future. Non so se ti stai rendendo conto cosa ti sto dando in mano: una bomba, ok? Una bomba, è la stessa bomba che il Signore ha dato a me questa settimana, ha detto: passala ai tuoi fratelli. Ma è così, gente, se noi non riempiamo il vuoto che il mondo sta creando là, qualcun altro lo riempie. E sai chi è che lo riempie? C'è bisogno che te lo dica, perché il mondo giace nel maligno. Chiesa di Dio, non vendere i tuoi appuntamenti col Signore.
non venderli. A cosa mi serve? A influenzare le future generazioni. Nelle tue mani c'è un grande potere che tu puoi usare per la gloria di Dio. Questo ha fatto Esaù ed è il primo grande errore che lui ha fatto. Ma la cosa interessante è che c'è un altro grande errore che lui ha fatto. E noi troviamo la descrizione del suo errore, che dice così, in Ebrei capitolo 12, versetto 16 e 17, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Signore, voglio la mia benedizione. È questa la preghiera che abbiamo fatto tante volte, sì o no? Alzi la mano chi è che l'ha fatta, me compreso. Signore, voglio la mia benedizione. C'è una preghiera un po' diversa però che fa tutta la differenza. Signore, io voglio il Dio delle benedizioni. Ah, adesso è un po' diverso, vero? Ti ricordi la storia dei 10 lebbrosi che volevano la loro benedizione? Signore, guariscici! E 10 persone sono state guarite all'istante, ma su quelle 10 persone 9 se ne sono andate a festeggiare e una sola ha capito che era più importante la benedizione di avere Dio lì con sé che non la benedizione di essere guarito. Ci piacciono i miracoli, vero? Sì o no? Wow! Gente, un caffè alla mattina, va bene. Ci piacciono i miracoli, però ti do una notizia interessante. Tu sai che i miracoli, tante volte, più che aprire il cuore delle persone, induriscono il cuore delle persone. Tu lo sapevi questo? Gesù fa un miracolo di una persona cieca dalla nascita nel Tempio, ok? Tu vai in Giovanni capitolo 9, 10, tu leggerai questo testo. Gesù guarisce questa persona cieco dalla nascita che era stato visto da tutte le persone per una vita intera. Lui guarisce. Che cosa succede nel Tempio? Tutti contro Gesù perché? Perché tu non sei quello che deve guarire. E non potevano dire niente, gente, ma il loro cuore si è indurito ancora di più. Perché? Perché noi vogliamo la benedizione di Dio, ma tante volte non vogliamo il Dio della benedizione. E sai come devi avere il Dio della benedizione? Esattamente così come Lui è. Te lo spiego con un testo biblico. Se possiamo passare la slide, per favore. Gesù a un certo punto della sua esperienza terrena nel suo ministero, era lì, aveva guarito un sacco di persone, decide di andare da un'altra parte, sale sulla barca e guarda l'espressione che usa questo testo. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo dall'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé così, leggiamolo insieme, così come era. Hanno preso Gesù e l'hanno messo nella barca così come... Quando tu hai accettato Cristo come personale Salvatore, Signore, sai come l'hai messo nella barca? Così come era. E Lui era, è e sempre sarà. Tu puoi cambiare il carattere di Dio. Allora, o il leopardo te lo prendi con le macchie, altrimenti è un'altra cosa, non è un leopardo. Tu devi prendere il leopardo con le macchie o la tigre con le strisce, è quello. E se noi abbiamo un Dio giusto, un Dio santo, un Dio che non tollera il peccato, noi dobbiamo accettarlo e prenderlo così come è. Secondo voi Dio ha accettato la preghiera di Esaù? La parola di Dio dice: non c'è stato ravvedimento. Tu vuoi la benedizione? Non posso
dartela. Se io non capisco che il mio Dio è santo, se io non capisco che il mio Dio è giusto, se io non capisco che il mio Dio è adirato, tu sai che Dio è adirato, vero? Giovanni 3,36 ti ricordi che cosa dice? Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere, l'ira di Dio rimane su di lui. Rimane. Ossia, Dio è nello stesso tempo, guarda, qua entriamo in una parte teologica molto interessante, no? Dio allo stesso tempo amore e Dio allo stesso tempo è ira, perché si adira per il peccato. Dio è amore, ma Dio è anche giusto. Ho sentito la testimonianza di un pastore questa settimana, un pastore che io stimo molto, ha fama a livello mondiale. Lui ha testimoniato una cosa, a un certo punto Dio l'ha chiamato, lui era in un'altra città a predicare, a pregare. Ha detto: Signore, io non ho posto dove andare a pregare, prendi una camera d'albergo, vai lì perché io devo parlare con te. E lui ha preso questa camera d'albergo, ha chiuso la porta, ha cominciato a pregare, inginocchiato per terra per alcune ore, finché Dio non gli ha detto: io ti chiedo di cambiare totalmente la tua predica e io voglio che tu predichi sul mio ritorno, perché la mia chiesa non sa che io sto tornando. Ma Signore, ma la tua chiesa sa. Lo sa, ma non ci crede. Tu sai che Cristo sta tornando, vero? Tu sai che il Signore Gesù, quando solleverà la sua terra dal cielo, qua comincerà il regno dell'Anticristo, sì o no? Tu sai questo. E Dio è così, non cambieremo il suo carattere. Ma se noi non facciamo quello che Dio ci chiede, se non c'è ravvedimento nelle nostre anime, Dio non può operare, perché Dio non fa le cose se non con noi. Perché Lui ama fare le cose con la sua Chiesa. Cari miei, quando noi abbiamo scelto Cristo, di fare entrare Cristo nella nostra vita, noi l'abbiamo messo così com'era. Siamo noi che dobbiamo cambiare. C'è un bellissimo canto che i fratelli qua cantano ogni tanto. In una stanza vedo un vasaio. Tu sei l'argilla. E ogni tanto, sai che cosa fa il Signore? Dice anche la canzone. Quando vede che il vaso non è fatto come Lui gli piace, Lui lo... Ma che bene che mi fa, Signore, quando mi spezzi. Benissimo. Ma noi dobbiamo prendere Dio come Lui è e noi non come vorremmo che fosse. E questo povero Esaù ne ha combinate di cotte e di crude, ma aveva anche dei lati positivi. E dice così la parola di Dio. Adesso vediamo due caratteristiche positive di Esaù. Questa inganno che si erano fatti l'uno con l'altro in questa casa, i due fratelli, aveva costato a Esaù 20 anni di sofferenza, ok? E a Giacobbe altrettanto, perché anche lui ha pagato il senso dell'inganno che lui ha fatto. E dopo 20 anni Dio ha di nuovo parlato a Giacobbe e gli ha detto: torna nella tua terra. E Giacobbe non sapeva esattamente cosa gli spettava nella sua terra. Allora nella sua testa suo fratello 20 anni prima era stato lasciato, lo voleva uccidere, così dice la parola di Dio, e il Signore gli ha detto: va, torna. E nella mente di Giacobbe provate a immaginare il trauma: oh Dio, mio fratello adesso cosa mi farà? Perché voi sapete che la vendetta è un piatto da consumare freddo, e più passa il tempo e più la cosa monta dentro di te. Ma c'è una cosa bellissima che Esaù è stato capace di fare. Guarda cosa dice questo testo. Genesi 33,4 dice: ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Esaù era una persona che era capace di perdonare. 20 anni di sofferenza, la mamma preferiva Giacobbe, il papà preferiva Esaù, era una famiglia distrutturata, ok? Ciascuno preferiva il suo.
Lui aveva patito 20 anni nel deserto e la parola di Dio dice che lui ha dovuto combattere, ha dovuto scavare nella roccia per sopravvivere, e la causa di tutto questo si chiamava Giacobbe, che era suo fratello, e voi sapete che le liti tra fratelli sono le peggiori di tutti, ok? Però quando lui l'ha visto da lontano gli ha detto: quello è il mio fratello, io gli vado incontro, e lui hanno pianto, si sono abbracciati e si sono amati come se mai fosse successo niente. Pastore, è semplicissimo perdonare, vero? La persona che è stata il tuo carnefice, no? È lì davanti a te. Finalmente dopo tanto tempo lui è impotente e adesso posso fare quello che voglio io. Invece il Signore dice: perdona. Ti chiedo una cosa, in quei 20 anni di deserto Dio aveva parlato con Esaù? Sì. E come se aveva parlato? Adesso ti faccio una parentesi qua, ok? E voglio che tu capisca bene quello che ti sto dicendo adesso, che tu registri questa frase. Sai chi è che se ne va quando ci sono dei conflitti? Persone profondamente immature che non hanno il minimo senso di famiglia. Hai capito? Chi se ne va sono persone profondamente immature che non hanno senso di famiglia. Questo uomo che ha sbagliato tantissimo nella sua vita è stata la persona che finalmente, dopo 20 anni di sofferenza, ha detto: questo è il mio fratello e questa è la cosa più importante di tutte, non importa del mio ego ferito. È tornato mio fratello, io lo abbraccerò e piangerò con lui. Prova a immaginare di praticare questa cosa nella Chiesa. Prova a immaginare di praticare questa cosa nella tua famiglia. Non importa se in una famiglia ci sono dei conflitti, l'importante è rimanere lì e lottare perché la famiglia rimanga unita, sì o no? Divorziare è semplicissimo. Oggi è la cosa più semplice del mondo. Il mondo ti offre questo piatto. Vai a cercare un'altra terra, vai a cercare un'altra spiaggia, no? C'è una canzone italiana antichissima: cerca un'altra spiaggia, più bella di prima, ma il Signore ti dice: fermati lì, lotta, la persona più importante, Dio l'ha messo a fianco a te e tu devi lottare perché quel rapporto rimanga in piedi. Chi esce, chi va via, è una persona profondamente immatura che non ha il minimo senso di famiglia. Giacobbe ed Esaù si sono rincontrati perché Esaù ha avuto il coraggio di perdonare. Guarda cosa dice Efesini capitolo 4, versetto 32: siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonati in Cristo. Il grande problema è che noi non sappiamo come Dio ci ha perdonati in Cristo, perché il nostro perdono è talmente limitato perché noi non abbiamo ancora capito come Dio ci ha perdonati in Cristo. Dice la parola di Dio che ogni nostro peccato è stato perdonato. Quanto ogni, pastore? Quelli di prima, quelli di oggi e quelli fino alla fine dell'età presente. La parola di Dio ci dice nella lettera agli Ebrei che noi siamo stati resi perfetti per sempre. Quando Dio vede me e te, non vede un peccato, perché tutti i tuoi peccati sono stati trasferiti sulla croce in Cristo Gesù. Ma ci rendiamo conto di questo? E Cristo ci dice: perdona nello stesso modo come io ti perdono. Se io applico questo principio nella Chiesa, se io applico questo principio nella famiglia, io dico: Signore, è importante che questa persona sia a fianco a me. Questa è la cosa più importante, perché tu ci hai resi fratelli, tu ci hai resi insieme per fare un cammino per tutta la vita. Esaù è stata una persona capace di perdonare come Cristo ha perdonato noi. Ma è stata anche una persona capace di scavare nella roccia dell'anima. Guarda cosa dice Isacco a Esaù poco prima che lui morisse. Lui è andato davanti a suo padre, chiedeva una benedizione per lui, e guarda che cosa gli dice Giacobbe. Gli dice: la tua dimora
sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello, ma avverrà che conducendo una vita errante tu spezzerai il tuo giogo dal tuo collo. E questa è la profezia che Giacobbe ha fatto con la vita di Esaù. È una bella profezia. Gente, dovrai lottare per tutta la vita. La tua condizione primaria sarà lottare, stringere i denti, prendere in mano le tue armi per tutta la vita. Ma sapete la cosa interessante che ci dice la parola di Dio? Non è inserita un altro versetto qua? Prova a vedere se c'è un'altra slide, è finita qua. Ok, così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Vedete quella città in sottofondo lì? Si trova in Libano, si chiama Petra. È una città che è diventata patrimonio dell'UNESCO mondiale, ok? Sapete chi è che ha cominciato a costruire quella città? Esaù. Sono gli Edomiti che hanno cominciato a costruirla in quel tempo. Una città scavata nella roccia. Che cosa ci trasmette questa cosa? Esaù aveva una vita facile da affrontare, la sua condizione era semplice, difficilissima. Era nel deserto, roccia. Ma lui scalpellino dopo scalpellino dopo scalpellino che cosa ha fatto? Ha scavato una città nella roccia che oggi è là ancora da vedere. Ed è una testimonianza di quest'uomo qua che ha lasciato al mondo. Allora sai qual è il messaggio che ti voglio lasciare oggi? Pastore, io non ho una situazione, una condizione facile. Allora ti lascio questo messaggio. Fa della tua condizione una opportunità. Smetti di lamentarti per i pochi soldi che hai, per la difficoltà che hai, per la malattia che hai, per ogni cosa che hai e chiedi al Signore, Signore, cosa posso fare in questa situazione? Dammi un'opportunità di rendere straordinaria la mia vita. Esaù l'ha fatto. Esaù l'ha fatto. Tu pensi di essere diverso? Basta lamentarsi, gente. Il popolo di Israele per 40 anni si è lamentato e ha girato. Interessante che se tu vai a vedere il percorso di Israele nel deserto, durava 11 giorni il passaggio dall'Egitto alla terra promessa, 11 giorni. Ok? E che cosa ha fatto Israele? Girato intorno al monte dove Dio gli ha dato la legge. E noi tante volte che ci lamentiamo e giriamo come anche Sansone ha fatto, no? Alla fine della sua vita cosa ha fatto? Ha girato una ruota finché non è morto. Ma tu vuoi girare per tutta la vita quando la terra promessa è lì a pochi centimetri? Allora basta lamentarsi, gente, e fa della tua condizione una opportunità di vedere Dio all'opera. Ci devi mettere del tuo. Ti ricordi quando Gesù ha detto costruite la vostra casa sulla roccia? Ma bisogna scavare sulla roccia, bisogna fare fatica sulla roccia. Ma arrivano i venti, arrivano le inondazioni e la casa regge. Perché? Perché la tua roccia si chiama Cristo. Possiamo pregare? Hai capito il messaggio di questa mattina? Alzi la mano chi è che ha capito. Lo vuoi per te? Sì o no? Quello che lui ha sbagliato? Ovviamente no. Ma quello che lui ci ha mostrato che si può fare, sì. Un uomo che è stato capace di perdonare, un uomo che è stato capace di creare una opportunità dalla sua condizione, un uomo che ha sbagliato tantissimo quando ha venduto la sua primogenitura. Un uomo che non si è pentito all'inizio, ma Dio ha parlato con lui. Ok? Se qualcuno sta dicendo, pastore, questo testo, questo messaggio era per me, allora io ti chiedo in questo momento di avere un cuore aperto, ok? A quello che Dio farà con te a partire da oggi. Io l'unica cosa che devo fare, devo dare disponibilità
al Signore di lavorare con la mia vita. Io so che ci sono delle montagne da scalare, montagne da scavare. Forse la tua condizione è più forte ancora della roccia, forse sarà acciaio. Ma sai una cosa? C'è un salmo, mi ricordo, non mi ricordo il numero, penso il Salmo 112, ma vado così a memoria, dove il Signore interviene in quel salmo e dice: io sono capace di sfondare le porte di bronzo. Porte di bronzo è la cosa più resistente che esista, ma il Signore dice: io sono capace di fare questo. Pensa alla tua porta chiusa, ok? Il Signore può aprire, ma bisogna che tu gli dia l'opportunità di vederlo all'opera. Tu vuoi che il Signore faccia questo? Prega con me. Nostro Dio, ti ringrazio. Un altro esempio, Signore, di un uomo che ha sbagliato tanto, ma che ci ha anche insegnato tanto. Un uomo che ha vissuto la sua vita combattendo e che alla fine sicuramente ha potuto dire: ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta, Signore, perché tu hai cambiato il suo cuore. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù di guardare al cuore del tuo popolo, tutte le porte di bronzo, tutte le montagne in cui deve scavare. Signore, che il tuo popolo quest'oggi possa rendersi e lasciare che tu, Signore, possa agire attraverso di loro. C'è qualcuno che sta dicendo: pastore, questo messaggio era per me. E sai come Gesù ha fatto? Tante volte lui faceva degli appelli. Diceva: cosa ne pensi tu? Vieni avanti, tu che hai deciso di fare questo passo verso di me. Allo stesso modo io ti chiedo che se tu hai deciso che questo messaggio era per te, io ti chiedo di alzarti lì dove sei, perché voglio pregare insieme a te. Dio ti benedica qua sulla destra, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica là dietro. Amen. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica qua sul centro. Dio ti benedica. Signore nostro Dio, grazie Padre. Grazie per questi cuori sensibili che tu hai chiamato questa mattina. Signore, io non conosco le loro montagne da scavare, non conosco le ferite del loro cuore, ma tu conosci, Signore. Ed è per questo che stamattina io ti chiedo nel nome di Gesù di spezzare ogni catena che tiene stretto questo cuore e di lasciare, Signore, che ogni giorno, da oggi in poi, Signore, ci sia una vittoria quotidiana nel nome di Gesù e che possiamo arrivare più in là, Signore, dicendo: ce l'ho fatta perché tu eri con me. Grazie, Signore, per questo culto di questa mattina. E io ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, potete sedervi. Chiedo ai fratelli che sono incaricati per la cena del Signore, per favore, di aiutarmi qua. Adesso celebreremo la nostra cena del Signore, che è un'occasione importantissima di condivisione, di comunione fraterna, spirituale. E ci sono 2 tavoli, ok? Allora, i bicchierini voi potrete prenderli, la parte di destra ovviamente andrà di là, la parte di sinistra, alla mia sinistra verrà di qua. E potete prendere i bicchierini da soli. Per quanto riguarda il pane ci sono le pinzette, noi ve lo daremo, ok? In modo che non ci siano contatti proprio fisici, ok? Quindi
Fratelli, sono pronti qua? Pietro? Ok, potete venire? Sì. Se tu hai deciso di condividere la cena del Signore, ti invito ad alzarti e cominciare a venire al tavolo.
Sì. Allora prova a pensare a cosa ha scelto di fare Gesù nelle ultime ore di vita. Non so cosa io e te faremmo nelle ultime ore di vita, no? Se avessimo la possibilità. Gesù ha scelto di condividere gli ultimi momenti della sua vita con i suoi discepoli, con dei suoi amici. E lui ha condiviso il pane che rappresentava il suo corpo e il vino che rappresentava il suo sangue. L'ha distribuito a tutti e l'hanno preso insieme. Questo significava almeno due cose: che lui stava dichiarando: io sto dando il mio sangue, io sto dando il mio corpo per ciascuno di voi. Ma l'altra cosa è al contrario: ci sarà un giorno in cui voi sarete davanti a una condizione che dovete decidere se siete disposti a dare la vita per me. E questo è il messaggio della cena del Signore. Il corpo di Cristo è stato crocifisso per noi sulla croce, il suo sangue è stato sparso sulla croce, ma altrettanto dobbiamo fare noi per Lui. Se uno non è disposto a dare la vita per il suo Signore, sai che cosa dice la parola di Dio? Se uno si volta indietro per non mettere mano all'aratro, non è degno del regno dei cieli. Ma io sono sicuro che qua c'è un popolo stamattina che sta dicendo: Signore, sono qua, usami come tu vuoi per la tua gloria. Amen? È questo quello che tu stai facendo prendendo la cena del Signore, ok? Ricordando che questo simbolo rappresenta il corpo di Cristo, prendiamo insieme. Grazie Gesù, perché in quel momento che tu potevi dire di nuovo, potevi tornare indietro, non sei tornato indietro, Padre. Facendo sì che la volontà dei Padri fosse fatta, andando in croce, Padre, per morire per noi peccatori, hai portato alla fine i piani di tuo Padre. Grazie per quel momento, Signore. Ti chiedo di benedire la tua Chiesa, di benedire le decime, le offerte, Padre, tutti quelli che sono qui presenti, quelli che non hanno potuto venire, che tu sia con noi, Padre, oggi e sempre. Ti ringrazio in nome di tuo Santo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Amen, Signore. Wow, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto una lode per ridurre a silenzio l'avversario. Amen. Quando un bambino dice Amen, il diavolo non può parlare. È così che dice la parola di Dio, ok? Ricordando insieme al pane che Gesù ha sparso il suo sangue sulla croce, e attraverso il sangue di Cristo noi siamo stati riscattati. Sai che cos'è un riscatto, vero? È un condannato a morte che il giudice dice: non sarai più a morte perché io ti do la mia grazia. E attraverso il sangue di Cristo, Cristo ha pagato abbastanza, no? Ricordiamoci quello che Lui ha fatto sulla croce. Prendiamo insieme. Nostro Dio, mentre tu morivi sulla croce, ogni nome dei tuoi figli passava per la tua mente, nella tua mente eterna e onnisciente. Tu sapevi che oggi la Chiesa Battista Agape avrebbe celebrato la cena del Signore e tu gioivi in quel momento. Tu possa, Signore, accettare l'offerta del nostro culto questa mattina, semplice, ma sono sicuro, Signore, ripieno del tuo Spirito. Ti ringrazio, Signore, per quello che abbiamo vissuto e perché possiamo portare a casa, Signore, un'esperienza che ci sosterrà per tutta la settimana. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Potete sedervi e possiamo fare adesso il nostro momento delle nostre
decime, offerte, primizie, se tu le hai portate, se le hai già portate, amen, alleluia, ok? Ma viviamo questo momento come un momento spirituale che il Signore ci regala. Alziamoci in piedi e continuiamo a lodare il Signore. Il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, la mia vita è il tempio dello Spirito Santo, la mia vita è il tempio dello Spirito Santo, la mia vita è il tempio dello Spirito Santo, la mia vita è il tempio dello Spirito Santo, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, la Chiesa è il tempio dello Spirito Santo, 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 il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, la mia casa è il tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il tempio dello Spirito Santo, il santuario di Dio, 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 il santuario di Dio. Signore, grazie per questa bellissima giornata che ci hai dato, Signore, grazie perché ci hai dato la tua parola, Signore, che noi possiamo metterla in pratica durante questa settimana, Signore. Benedici, Signore, la vita di tutte le persone qui presenti, Signore, le persone che ci stanno guardando da casa, Signore, benedici la tua Chiesa, Padre, che noi possiamo mettere in pratica quello che ci hai detto oggi. In nome di Gesù, amen. Sì, ok, potete sedervi. Vi rubo ancora un minuto per gli annunci. Allora, sono sospesi momentaneamente i nostri gruppi di studio, ok, settimanali, che riprenderanno o la prima o la seconda settimana di settembre, e noi cominceremo questa serie di studi qua sui personaggi biblici. Ce ne sono diversi, no? Alcune migliaia, pare, nella parola di Dio, su cui possiamo veramente imparare tante cose. Non sono sospese invece gli incontri di preghiera, okay? Perciò la preghiera del lunedì sera, la preghiera del giovedì, la preghiera delle donne il martedì mattina
E la preghiera della domenica sera a Belluno, se voi volete partecipare, le sale sono aperte, anzi, sono a braccia aperte, ok? E io chiedo alla Chiesa di pregare per almeno 2 o 3 appuntamenti importanti che noi abbiamo per la nostra comunità nei prossimi giorni. Il primo è il battesimo, che noi abbiamo ancora 3 battesimi da fare il giorno 28, se non sbaglio, 15, 22, 29. Qual è l'ultima sabato, domenica? 29, grazie. 29 di agosto, ok? Abbiamo 3 persone che si battezzeranno, sarà un'altra festa per la Chiesa, speriamo che non ci sia il diluvio anche questa settimana, no, quella settimana. Ma è stata una cosa interessante perché una sorella della Chiesa ha detto: Pastore, la Chiesa aveva bisogno di essere ribattezzata tutti, quindi il Signore ha provveduto. Ho detto amen, alleluia, va bene così, ok? E nonostante tutto è stato un bellissimo momento, quindi preghiamo che il Signore possa usare quel giorno per dare una bella testimonianza. L'altra cosa importante per cui chiedo alla Chiesa di pregare è il giorno 10, 11 e 12 di settembre. Noi avremo il nostro ritiro spirituale con preadolescenti, adolescenti e giovani. È la prima volta in assoluto che facciamo i 3 gruppi, avranno dei programmi a ciascuno secondo la sua misura, ok? Ma è la prima volta che facciamo tutti insieme, sarà un'esperienza nuova anche per noi pastori, quindi per favore pregate, abbiamo bisogno di cuochi, ok? C'è qualcuno qua in grado di cucinare che ha voglia di dire: Pastore, voglio sporcarmi nella cucina del campeggio? Siamo qua, ok? Aspettiamo la tua adesione. L'altra cosa per cui pregare. Allora, non so se vedete qua ci sono alcuni fratelli della Chiesa di Conegliano stamattina, no? Stiamo vivendo una situazione complicata a Conegliano, ossia il gestore, noi ci stiamo riunendo in una sala di un albergo. Da ieri il gestore ha detto: non potete più entrare se non avete il Green Pass, ok? Praticamente il 70% adesso sto sparando una percentuale, ma almeno la metà delle persone che frequentano Conegliano non hanno il Green Pass, ok? Per cose loro personali, non stiamo qua a discutere. Noi non siamo né una chiesa né Novax né una chiesa Pro-Vax. Ognuno fa le sue scelte personali, ok? Noi siamo fratelli in Cristo, ok? Questo è quello che ci sigilla insieme, perché di là nell'eternità non ci saranno i Novax e i Sivax. Chiaro questo? Quindi nessuno verrà a dirti: ma perché tu non ti sei vaccinato? Almeno le persone mature dovrebbero ragionare così, ok? Quindi questo è. Però ovviamente abbiamo bisogno di riunirci a Conegliano, quindi dobbiamo cercare una soluzione. Noi sappiamo che abbiamo il Dio dell'impossibile, ma perché le promesse di Dio si compiano, la Chiesa deve pregare, ok? Per favore, se vi ricordate nella vostra lista di preghiera, pregate per questo motivo, ok? Bene, possiamo alzarci in piedi, chiudiamo il nostro culto, ringraziando Dio. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio e ti benedico, Padre, per quello che abbiamo vissuto stamattina. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana.